Buongiorno con Focus TG, sempre in diretta, sono le 12 in punto. Apriamo con una notizia che è stata pubblicata poco fa dal Gazzettino, la morte di Gary Petrin, è stato trovato cadavere in casa, l'ULSS conferma il sospetto, si sarebbe trattato di malaria, era da poco tornato da un viaggio in Zambia con la sorella che è stata ricoverata. Tanta cronaca anche oggi, andiamo subito a Vicenza dove durante un controllo antidroga sono stati feriti 2 agenti della polizia locale. In diretta Luisa Bertini. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia con Fabio Martini dell'UGL, il sindacato di polizia locale, perché ieri si è verificato l'ennesimo episodio, l'ennesima aggressione nei confronti della polizia locale. Siamo alla prima del 2025, ma più 9 aggressioni del 2024. Che cos'è successo ieri? Tra l'altro i poliziotti erano impiegati in un controllo antidroga. Allora, sì, sono Fabio Martini, sono segretario generale della provincia di Vicenza e il NOS aveva individuato dei individui che stavano facendo un despaccio di sostanze stupefacenti, sicuramente hanno chiamato l'antitegrado è arrivato come normalmente sono arrivati, hanno cominciato a chiedere i documenti come dice la prassi, normalità, e la persona che ha chiesto si è alterata, ha cominciato subito un diverbio. Sono arrivati in aiuto altre persone, un gruppo che sono sempre lì presenti, di persone hanno cominciato a aggredire, hanno aggredito gli agenti e purtroppo anche se non avendo dispositivi di protezione individuale per difendersi sono stati veramente malmenati e sono andati in ospedale. So che adesso la prognosi, uno di 2 ha già 5 giorni di prognosi, l'altro non sono ancora correttamente perché sono dati riservati. Quello che noi come sindacato già un anno fa ad agosto avevamo detto che era un campanello d'allarme del primo che era successo, avevamo chiesto di dotare gli agenti di dispositivi di protezione individuali, il taser, il famoso taser che nel 2019 era già stato approvato. No? Quindi voi adesso tornate a chiedere che si possano difendere? Sì, allora noi abbiamo già fatto una richiesta anche a livello ministeriale al ministro Piantedosi, perché ieri me l'hanno confermato, vogliamo che i nostri agenti sia dato in dotazione scudi, che sia dato in dotazione anche il taser per proteggersi, perché in questo momento non hanno niente. Ecco, io ringrazio Fabio Martini per essere stato con noi e ricordo che la zona del Quadrilatero continua ad essere monitorata perché l'episodio appunto è successo a poca distanza da qui. Noi adesso siamo a Campomarzo, per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Luisa Bertini e a Simone Squarcina per la parte tecnica. Oggi in regia Francesca Pezzo e Tommaso Migot. Andiamo avanti trasferendoci a Bassano del Grappa dove domani pomeriggio alle 15 allo Stadio Mercante ci sarà la gara di calcio tra i giallorossi e il Treviso, capoclassifica del girone C. Del girone C della Serie D. Abbiamo chiesto all'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo quali provvedimenti sono stati predisposti in vista del derby e poi sentiremo anche il questore. Sentiamo. Il commissariato ha fatto il tavolo tecnico, si evince che arriveranno circa 200 ospiti con mezzi organizzati e auto private. Non sembra ci siano particolari criticità in base a rapporti tra tifoserie, certo è la capolista e la capolista sarà molto seguita, come ripeto, 200 ospiti con pullman e auto private. Il commissariato ha ritenuto di farli uscire indicativamente a Romano Nord. Sono stati predisposti vari cartelli di uscita per lo stadio Mercante per agevolare l'arrivo.
alla parte nord del mercante dove c'è appunto un parcheggio dedicato con un divieto di sosta a ampio raggio, e quindi in teoria non dovrebbero esserci, a parte problematiche di traffico per agevolare l'arrivo appunto di questi ospiti. Non ci sono modifiche alla viabilità, semplicemente uscita a Romano Nord, indicazioni corrette per lo stadio e verranno sicuramente ordinatamente posizionati presso la parte nord alla tribuna ospiti. C'è una cosa in comune tra lo stadio di Bassano e quello di Treviso, cioè di essere in una zona altamente urbanizzata, e questo un po' che può complicare le cose. Sì, però già dall'uscita prima dell'uscita Romano Nord verranno intercettati e ci saranno delle staffette che agevoleranno l'arrivo da parte della polizia locale. Quindi io non mi sento preoccupato. Certo, stiamo parlando di una partita molto sentita. Il Bassano dovrà darsi da fare a vendere cara la pelle, ma non credo che tra tifoserie ci saranno particolari problematiche. È organizzata bene la situazione logistica, quindi non credo che ci saranno sorprese di sorta. La stessa procedura anche a rovescio per l'uscita? La stessa procedura per l'uscita, è chiaro che verrà bonificata la zona tra le due tifoserie dalle forze dell'ordine e verranno accompagnati in breve tempo verso Romano Nord, dove prenderanno la via del ritorno. Forse il discorso delle macchine private sono un po' più agevoli ad andarsene, ma assicuro che sarà organizzata un'uscita ordinata e nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti saranno messi in libertà. Il suo pronostico per la gara? Sarei contento di un pareggio a questo punto. Di sicuro il Treviso non ha intenzione di regalare niente. Certo, Bassano può arrivare a un buon pareggio e che dimostrerà che il ritorno sarà molto più positivo. A Vicenza particolari misure di sicurezza per l'incontro tra Vicenza e Padova del 16 febbraio. C'è stato proprio un tavolo del Comitato Ordine e Sicurezza. Incontri serrati per la gestione della sicurezza in vista della partita di calcio del 16 febbraio con il Padova. L'ultimo si è svolto in settimana in prefettura in sede di Comitato Ordine e Sicurezza, con l'obiettivo di pianificare le misure per evitare si ripetano episodi di violenza e scontri tra tifosi, come nel caso del 29 ottobre 2023, quando i bus navetta erano stati presi di mira da un gruppo di ultras. Deve essere una festa sportiva, non altro, e noi quindi stiamo facendo in modo che così sarà, e questo è il punto. Chiaramente devono essere adottate delle misure di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che verranno adottate, perché è fondamentale questo. Ecco, se qualcuno pensa di utilizzare questo momento, quella domenica, no, del 16 febbraio per dare sfogo a atti di intemperanza o di violenza, sappia che questo non gli sarà consentito. Non saranno tollerati episodi di violenza, insomma, ma dovrà essere una giornata di festa sportiva, come non sempre purtroppo accade. È infatti di qualche giorno fa la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal Vicenza, stabilendo che il Taranto dovrà risarcire ai biancorossi una somma di poco superiore ai 10.000 euro per i danni provocati dai tifosi pugliesi allo Stadio Menti durante la partita del 18 maggio 2024. Danneggiamenti che avevano riguardato i seggiolini e i servizi igienici. Nel lancio di fumogeni era rimasto anche ferito al piede uno steward. Il tutto era costato il daspo a 66 tifosi. E poi ci lamentiamo se le forze dell'ordine non riescono a coprire capillarmente tutto il territorio, che devono anche occuparsi degli ultraviolenti negli stadi, purtroppo. E il sindaco di Treviso, a proposito di sicurezza, è andato a Roma, Mario Conte,
perché ha incontrato il ministro degli interni Piantedosi dopo lo scontro col ministro Carlo Nordio, che aveva parlato di una città insicura. Mario Conte ha chiesto rinforzi e ha ribadito che l'ordine pubblico e la sicurezza non spettano ai primi cittadini ma allo Stato. Il ministro ha garantito rinforzi da un punto di vista degli organici, sono da poco arrivati nuovi agenti della Polizia di Stato, arriveranno ulteriori carabinieri nelle nostre stazioni territoriali. La missione romana porta in dote a Treviso e alla Marca almeno una cinquantina di uomini in più delle forze dell'ordine, non solo agenti di polizia ma anche carabinieri in arrivo per il giro di vite sulla sicurezza. Mario Conte strappa la promessa al ministro dell'interno Piantedosi non solo come primo cittadino del capoluogo della Marca ma anche come presidente di ANCI Veneto, ed è qui la seconda novità dell'incontro con il titolare del Viminale. Insieme ad ANCI Veneto, quindi alla rete dei comuni veneti, stipuleremo un protocollo per la sicurezza dove il Ministero garantisce investimenti puntuali e straordinari destinati ai comuni veneti in modo tale da consentire a tutti i comuni, piccoli, medi o grandi che siano della Regione Veneto, di incrementare la rete di videocamere di sorveglianza. Sicurezza tema di scontro politico con l'opposizione ma anche con gli alleati di Fratelli d'Italia. E il primo cittadino torna a ribadire un concetto già espresso nelle scorse settimane ma stavolta supportato da un dato che ritiene inequivocabile. Nel confronto con Piantedosi e con le cifre del Viminale emerge che a Treviso il numero di reati commessi dagli stranieri è aumentato del 40% rispetto agli anni scorsi. Tenendo conto, spiega Conte, che rappresentano il 10% della popolazione, il numero assume una portata ancora più significativa. Questo è un dato di fatto che deve essere preso in considerazione sia dagli amministratori locali ma soprattutto dal governo, e devo dire che è forte la determinazione da parte del ministro Piantedosi e di tutto il governo di stringere da un punto di vista degli ingressi nel nostro paese e soprattutto trovare delle norme adeguate che possano consentire alle forze dell'ordine di liberare i nostri territori da quelle persone che vengono esclusivamente per delinquere. Un Conte che quasi contemporaneamente al ministro Nordio decide di chiudere la polemica innescata in queste ore con i meloniani, aprendo un fronte di impegno anche su leggi e norme. Lavoreremo insieme ai ministeri, quindi a Piantedosi, così come al ministro Nordio, per mettere mano alle norme che consentano di avere leggi chiare, rispettate da tutti, ma soprattutto lavoreremo per la certezza della pena. Poco fa un quindicenne è stato derubato del giubbotto a Treviso in Corso del Popolo, ma questo non autorizza a dire che Treviso è una città violenta ed insicura, perché basta fare paragone con altre città dove episodi di cronaca nera sono proprio all'ordine del giorno. E sulla polemica con il sindaco Mario Conte, il ministro della Giustizia tende una mano e parla di certezza della pena e in qualche modo spegne le polemiche. Il sindaco è un amico, il problema sicurezza a Treviso è sedimentato da anni e ha detto ancora Nordio, che sentiremo adesso, necessario inasprire le pene per i minori violenti. Io sono amico di Mario Conte e lo considero un ottimo amministratore. L'ultima acqua sul fuoco a 48 ore dall'innesco del rogo la getta il ministro della Giustizia nelle stesse ore in cui a Roma Mario Conte incontra il collega di governo Piantedosi. Quella Treviso non è più una città sicura, aveva acceso le polveri politiche, ma Carlo Nordio si dice stupito della interpretazione data a una semplice opinione. Una opinione che è condivisa purtroppo da molti trevisani, che la città non sia più sicura come una volta, soprattutto in certi momenti della settimana come il sabato. Naturalmente questa è una situazione che si è sedimentata per varie ragioni, soprattutto per la mancata integrazione di persone extracomunitarie che non hanno magari la nostra stessa sensibilità culturale. È un problema che coinvolge un po' tutti, certamente non è imputabile né all'amministrazione né tantomeno alla vigilanza delle forze dell'ordine. Insomma un problema non di oggi, un problema generale, dice Nordio, trovandosi sulla stessa linea di Conte nei concetti legati alla presenza di stranieri in città, alla certezza della pena e alla necessità di inasprire le pene nei confronti dei minori. Bisogna applicare le leggi che ci sono e poi riconsiderare in termini ampi quello che è il concetto di minore età.
nel senso che fino a ieri si pensava che il minorenne, cioè l'inferiore di 18 anni, fosse una persona tutto sommato potenzialmente pacifica, magari un po' discola. Oggi invece abbiamo visto che ci sono addirittura casi di lesioni gravissime o addirittura di omicidi commessi da minorenni. Credo che una maggiore severità anche nell'applicazione della legge nei confronti dei minori sia necessaria. E ieri sera il sindaco Mario Conte è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella per celebrare il prestigioso riconoscimento conferito dalla Commissione europea a Treviso come città verde d'Europa 2025. È stato per me davvero un grande onore e orgoglio portare la comunità trevigiana presso il Quirinale, e quindi abbiamo avuto modo di confrontarci, abbiamo spiegato quanto bravi sono i trevigiani nel cambio di mentalità, abbiamo spiegato che da noi la parola sostenibilità è accompagnata da tante buone pratiche quotidiane, abbiamo spiegato anche che abbiamo tanta strada da fare ancora, però la direzione che abbiamo preso è quella giusta, ce lo dice la comunità europea e ce lo dice oggi anche il presidente Mattarella, che tra l'altro gradisce molto la nostra città e mi ha promesso che vuole venirci a trovare proprio a Treviso, e quindi chissà che a breve non avremo anche la sorpresa di una visita del presidente Mattarella nella nostra città. Intanto il sindaco è andato al Quirinale, quindi nel suo ufficio, per celebrare appunto il grande impegno sociale che la comunità trevigiana ha dimostrato attraverso tanti piccoli gesti quotidiani che fanno di Treviso la Green Leaf europea, quindi la Green Capital per le città sotto i 100.000 abitanti. Ricordo che è la prima volta che una città italiana riesce ad ottenere questo prestigiosissimo riconoscimento europeo, che è anche una grande responsabilità per il futuro. È una questione di eredità. Che città vogliamo lasciare in eredità alle future generazioni? Ecco, noi vogliamo lasciare una città più verde, meno inquinata e più pulita. Adesso andiamo in diretta a Bassano del Grappa da Alex Giuliano e per la parte tecnica da Andrea Benetti, perché c'è stata una razzia dei ladri in quartiere Sant'Eusebio in diretta. Alex Giuliano, a te Alex. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Dici bene, siamo qui con Andrea Benetti in compagnia del presidente del comitato di quartiere Sant'Eusebio, Cesare Pace. Perché? Perché in queste ultime ore i ladri si sono letteralmente scatenati qui in quartiere. Diversi furti, presi di mira alcune abitazioni, ed è immediatamente partito un alert, un sistema di informazione che ha predisposto il comitato di quartiere proprio per avvisare tutti i cittadini. Questo avviene in un periodo in cui di furti se ne sentiva parlare poco qui nel Bassanese, anche se dopo vedremo che a Tezze sul Brenta sono partite i cosiddetti controlli di vicinato per monitorare la situazione. Ma restiamo qui adesso alla stretta attualità, Presidente, perché ladri che continuano a colpire, a fare razzia. Sì, abbiamo avuto notizie ieri che sono iniziati zona sinistra Brenta, per la precisione al Motò, e poi sono spostati da questa parte. Generalmente questa gente perlustra un po' il territorio e poi evidentemente prende di mira le abitazioni che sono meno a rischio per loro, per cui abbiamo avvisato. Noi abbiamo una rete di circa 300 nominativi con cui siamo in contatto con un broadcast WhatsApp. Abbiamo avvisato un po' tutti con soddisfazione, molti ci hanno ringraziato, altri hanno chiesto di essere inseriti in questa lista di informazione. Invitiamo i cittadini a comunicarci ulteriori nominativi in modo che tutti siano allertati, non solo per i furti ma per altre situazioni sia di gravità che di gioia.
Ecco, il comitato di quartiere, chiedo ad Andrea Benetti di possibilmente inquadrare il libretto, si era già attivato per insomma fornire tutti quelli che sono una serie di consigli utili ai cittadini con un libretto in distribuzione casa per casa. Signor Pace, però i ladri colpiscono anche di giorno, si dice sempre tenere le luci accese quando si esce eccetera, ma i furti avvengono anche in orario diurno. Sì, noi abbiamo fatto alcuni anni fa, a seguito di una serie di incontri con il comandante dei Carabinieri, questo libretto che venne distribuito oltre che nel quartiere gratuitamente, chiaramente anche in altri quartieri, e i consigli sono sempre gli stessi. Allora, la statistica dice che buona parte dei furti, circa il 30%, avviene quando i ladri vedono condizioni favorevoli, cioè porte, portoncini, portoni, finestre aperte. E poi non è semplice comprendere che il ladro va dove trova condizioni favorevoli, per cui un cane che abbaia, una luce accesa di notte, i vicini che magari danno un'occhiata e chiedono ma lei cosa fa, chi è, bisogna di qualcosa, dissuadono chiaramente il ladro. Le case isolate sono più a rischio di una via frequentatissima, per cui i cittadini sappiano di usare, come dire, le attenzioni del caso. Chi abita in zone isolate, il buon vicinato fa sì che ci si dia una mano tra di noi per segnalare immediatamente alle forze dell'ordine qualche persona che magari va in giro a cercare la casa più favorevole da rapinare, per cui il buon vicinato e il controllo di quello che sta accadendo al territorio e subito avvisare le forze dell'ordine credo siano i requisiti fondamentali per tutelarci un po'. In chiusura, direttore, controllo di vicinato dunque attivo anche qui a Sant'Eusebio, proprio nel focus di pranzo abbiamo raccontato nei giorni scorsi che a Tese sul Brenta sono partiti controlli ancora più serrati con i cittadini impegnati in quelle che in maniera diciamo così molto approssimativa possiamo definire delle ronde, anche se ronde non sono. Da Bassano del Grappa, direttore, è tutto, noi vi restituiamo la linea. Grazie molte Alex Giuliano e Andrea Benetti per la parte tecnica. Adesso andiamo a Padova perché ci sono, come avrete visto passando per Padova, tante scritte contro la polizia con insulti pesanti. Il comune deve cancellarle, ha chiesto la questura. Andiamo in diretta da Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Padova, alle mie spalle una delle tante scritte che sono state mappate dalla questura, sono scritte contro la polizia. Noi siamo in via Gaspara Stampa, una delle vie centralissime della città, e proprio qui è stata rinvenuta una delle tante scritte, ma sono circa 30, 27 per la precisione, quelle che sono state mappate dalla questura. Molte di queste scritte sono state anche segnalate dagli stessi cittadini attraverso il portale YouPoll, scritte che sono aumentate nell'ultimo periodo. Lo ricorderete per esempio quella del 25 novembre scorso, quando davanti proprio al muro della questura comparve la scritta "l'unico sbirro buono è quello morto", scritta poi subito rimossa. Ora il questore di Padova ha chiesto che tutte queste scritte, circa 30 dicevamo comparse in città, vengano eliminate, cancellate dal comune. Nel frattempo la Digos ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Padova un'informativa di reato per vilipendio delle istituzioni. Il tema della sicurezza dunque rimane centrale qui a Padova, lo avete sentito anche nei giorni scorsi, lo abbiamo raccontato. Martedì scorso durante il COSP si doveva discutere delle zone rosse, della possibile individuazione di zone rosse qui a Padova, zone rosse che insomma hanno visto l'amministrazione piuttosto cauta, e poi questo punto all'ordine del giorno è stato improvvisamente cancellato dalla prefettura. Lunedì sera invece in consiglio comunale c'era stata una mozione a sostegno delle forze per sostenere e mandare solidarietà alle forze dell'ordine, presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Enrico Turrin. Questa mozione però non aveva ricevuto il voto di parte della maggioranza del Consiglio comunale. Ora la richiesta del questore di cancellare le scritte. Insomma, la sicurezza resta un tema centrale in città e che fa discutere. Da Padova è tutto, Rino allo studio. Grazie a Valentina Visentini e a Cristian Rocche Allende, il nostro operatore. Intanto
Purtroppo incidenti stradali a raffica, continuano le indagini sull'incidente che è costato la vita a una donna di 49 anni di origine marocchina ad Albignasego, investita da un furgone mentre andava a piedi al lavoro. Sconvolta la famiglia, il funerale si svolgerà con rito islamico a Solesino, dove la donna viveva. Sono sotto shock il marito e i 4 figli di Fuzia Ben Lenda, la donna di 49 anni investita e uccisa mentre a piedi si recava al lavoro in questa azienda agricola di Albignasego. Vicino alla famiglia si è stretta da subito la comunità marocchina che sta pensando a dare vita a una raccolta fondi. Non appena il corpo della sfortunata 49enne sarà restituito alla famiglia, l'ultimo saluto sarà organizzato con rito islamico e celebrato a Solesino, dove viveva, oppure a Monselice. Al termine la salma della donna dovrebbe far ritorno in Marocco. Nel frattempo continuano le indagini sul tragico incidente condotte dai carabinieri. Erano le 7 di giovedì quando la donna, come tutte le mattine, stava camminando lungo via Silvio Pellico. Era scesa da poco dall'autobus che da Solesino l'aveva portata ad Albignasego e dalla strada Battaglia stava raggiungendo l'azienda agricola dove lavorava da 2 anni come stagionale. A investirlo un furgone condotto da un 39enne di Albignasego che all'uscita della semicurva se l'è trovata davanti senza riuscire a evitare lo scontro. Nonostante gli immediati soccorsi, la donna non ce l'ha fatta. Il buio, la pioggia, una strada poco illuminata e dove molti purtroppo corrono. Molte le possibili cause della tragedia. Mamma e nonna solare, amatissima dalla famiglia, tanti piangono Fuzia Ben Lenda, stimata dai suoi datori di lavoro e dall'intera comunità di Solesino. Servizio di Chiara Gaiani e sono ancora gravi le condizioni della 17enne di Ponte San Nicolò investita mercoledì sera a Sant'Angelo di Piove lungo la statale 516. La minorenne stava attraversando la strada quando è stata investita da un SUV che l'ha sbalzata nel fossato. Il conducente alla guida del mezzo si è subito fermato e ha prestato i primi soccorsi. Sul posto il SUAM e i carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò per i rilievi. La 17enne è stata portata in ospedale a Padova dove è ancora ricoverata in prognosi riservata, le sue condizioni sono gravi. E il 25enne che è morto sulla Triestina, Canoghera, dopo lo schianto della sua auto con un camion, una vettura che è stata praticamente spezzata in 2. Hanno dovuto caricarla su 2 carri attrezzi per portarla via. L'auto che si è schiantata contro un camion a Canoghera, infatti, lungo la Triestina, era spezzata in 2 e il 25enne di Marghera, che era alla guida, Nicolò Mattia Coppola, è morto sul colpo. Residente a Marghera, ma originario della provincia di Brindisi, stava per diventare padre, il che rende la tragedia ancora più dolorosa. Il giovane, a bordo di un Alfa 147, stava percorrendo la Triestina in direzione di Mestre attorno alle 6:30 del mattino, quando improvvisamente, per cause da accertare, si è scontrato con un camion che viaggiava in direzione opposta. Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo al giovane. Troppo violento l'impatto, tanto che l'auto si è completamente incastrata sotto il mezzo pesante ed è servito un lungo lavoro dei vigili del fuoco, accorsi con 2 squadre da Mestre per disincastrare l'Alfa. I sanitari del SUEM invece non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 25enne. Un tratto della Triestina, quello già teatro di altri gravi incidenti in passato, a poche centinaia di metri dallo svincolo per il casinò. Il traffico è stato temporaneamente bloccato e quindi deviato dagli agenti della polizia locale, giunti sul posto numerosi per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente, a cui potrebbe aver contribuito la pioggia e l'asfalto bagnato. Il personale dell'ANAS ha lavorato a lungo per ripristinare la strada, riaperta regolarmente al traffico solo dopo molte ore. Servizio di Federico Fusetti e siamo costretti a tornare a parlare di furti per un caso a Villorba di una barista che ha aperto il locale da 2 settimane ed è già stata visitata dai ladri. In diretta Anna De Roberto.
Eccoci direttore, buongiorno. Sì, Francesca Brugnera è qui con noi, ha aperto il 7 di gennaio e i ladri le hanno, come hai anticipato tu, già fatto visita, e vi raccontiamo un po' questa dinamica bizzarra, nel senso che i ladri hanno preso uno dei tavolini che sono esposti qui all'esterno, lo hanno spostato proprio sotto la vetrina e l'hanno utilizzato per arrampicarsi e poi provare a forzare il vetro. Siamo qui con Francesca. Francesca, ci fai vedere? Ci sono ancora le impronte, direttore, pensa, c'è proprio la mano, vedete? Eccole qua. Eccolo là, hanno messo il tavolino qua e sono andati su, sono saltati dentro c'era l'altro tavolino proprio nella stessa posizione e sono entrati, mi hanno aperto tutti i cassetti del banco, hanno portato via l'incasso e anche il portamonete che è della cassa. Quello che si trova all'interno della cassa, l'hanno preso direttamente e portato via. Dunque l'incasso di una giornata, ma poi in realtà sono anche tanti i danni che hanno fatto, perché hanno forzato lì ma hanno cercato di forzare anche la porta d'ingresso. Quanti danni hai stimato? 4.000 euro di danni. 4.000 euro senza il cassetto, senza i soldi. Aperta da 2 settimane e già la visita dei ladri. Cosa prova Francesca? No, non avrei mai pensato di fronte a un centro medicina una cosa così. Ero tranquilla perché c'era anche il centro medicina e mai non avrei pensato di subire questo inconveniente. Siamo davanti a un centro privato, però siamo, come dire, sotto ad un porticato, quindi insomma i ladri hanno potuto agire indisturbati proprio perché coperti da questa sorta di corte, direttore. Ad ogni modo Francesca aveva lasciato una sua attività a Quinto per aprire qui, quindi con tante speranze, tanta voglia di fare. Ecco, questa voglia, come dire, l'hanno un po' minata, l'hanno un po' la stanno schiacciando questi ladri, oppure Francesca invece lei oggi è più forte di prima? No, io non ho paura, io vengo qua, temo un attimo appena che entro nelle porte, bisogna che... Cioè lei si guarda attorno per vedere che sia tutto a posto? Sì, mi guardo attorno, poi entro, mi chiudo e alle 6:30 apro le porte per aspettare i miei clienti. Si torna a lavorare dunque, ma i ladri sono entrati anche in casa sua lo scorso anno? Sì, esattamente 1 anno fa sono entrati in casa mia, hanno rovesciato tutta la casa, mi hanno portato via l'oro che mia mamma mi ha comprato e ho fatto... Non prova rabbia nei confronti di tutti, di essere così presa di mira in qualche modo dai malviventi? Sì, rabbia ce l'hai perché tu fai tutti i sacrifici del mondo per farti qualcosa e loro ti distruggono in 2, 2, 4 tutto. Hai ricevuto un po' di solidarietà dai clienti in questi giorni? Sì, anche se ho clienti che non mi conoscono, però sì, alcuni clienti sono già affezionati e vengono tutti i giorni. Grazie Francesca, ancora provata insomma per quello che è successo. Direttore, Villorba presa di mira comunque in questi giorni, quindi non solo il bar di Francesca ma anche tutta la frazione di Fontane. Ieri la nostra Lina Paronetto ha fatto un giro perché i ladri hanno fatto visita anche a diverse abitazioni. Allora qui da Villorba, dalle delizie di Francesca, restituiamo la linea e vi lasciamo con il servizio di cronaca. Io sono tornato da lavoro alle 7:30 di sera e mi sono ritrovato, una volta entrato in casa, la casa un po' su quadro e niente, mi sono reso conto che erano entrati i ladri. È una geografia desolante quella dei furti in casa. Nella mappa dei malviventi è finita Fontane di Villorba, via Gramsci con un colpo riuscito e un tentativo nello stesso pomeriggio in via Ragazzi del 99. In via Gramsci in azione forse un ladro solitario armato di piede di porco, obiettivo l'abitazione di una giovane coppia. Hanno forzato la porta, non la porta principale d'entrata ma una porta che dà verso l'esterno, una porta finestra e basta, hanno rovistato sia il piano inferiore che superiore e hanno portato via
un orologio alla fine, nulla di più. Indenni i 2 cani abituati a restare dentro casa nel loro recinto. Per fortuna, dico io, che erano dentro la gabbia, perché non si sa mai, magari entrava e il danno più grande poteva essere un infortunio importante al cane. Resta l'amarezza per la violazione di casa propria, dei propri spazi. Purtroppo dispiace che accadano queste cose, però non... Insomma, siamo inermi di fronte a queste cose. La coppia ha sporto denuncia ai carabinieri. Tra le tracce lasciate dai ladri anche l'impronta di una scarpa. Nel mirino, puntualmente, preziosi e contanti. Uscendo ho trovato 5 euro per terra, per cui forse ha lasciato il resto. Servizio di Lina Paronetto, grazie anche al collegamento Anna De Roberto e Simone Merlo. Le storie di persone che si incrociano con le competenze del personale dell'ULSS. Alla presentazione del libro Sanità di Eccellenze c'erano dei testimonial importanti dal ministro Nordio, Sabrina Salerno, e poi la testimonianza anche di Marta Novello, che parla dopo 4 anni dall'aggressione violenta che aveva subito. Era stata accoltellata da un giovane e ha detto: sono stata fortunata e ora si guarda al futuro. Sono stata molto fortunata e quindi di far tesoro ogni giorno della vita che abbiamo di fronte. Aveva 26 anni Marta Novello quando è stata accoltellata per 20 volte mentre faceva jogging a Mogliano. 4 anni dopo, lontana dai tribunali, parla di cosa c'è stato tra quel 22 marzo e oggi, in cui insegna inglese in una scuola media. La terapia intensiva, i ricoveri, le visite, il processo. L'esperienza che ho avuto è stata estremamente positiva per quanto riguarda la sanità, ma non solo, e quindi mi porto a casa un ricordo positivo di questa esperienza estremamente negativa. È stata un'esperienza che senz'altro ha segnato la mia vita, però è importante andare avanti, non c'è una vera e propria fine quanto un continuo, ecco, bisogna andare avanti e cercare di fare tesoro di quello che c'è stato e della vita che si ha di fronte. Il calvario causato da un 15enne a cui è stato riscontrato un lieve e parziale vizio di mente. Torna al tema del disagio giovanile, delle violenze compiute da minorenni che riempiono le pagine di cronaca e di cui Marta, suo malgrado, è stata vittima. Credo sia molto importante fare un lavoro di prevenzione per diffondere consapevolezza su questo tema e stare vicino ai giovani in un momento delicato della loro crescita. Credo che lavorare si possa lavorare anche in silenzio, però insomma non so come dire, però credo che già molte persone stiano facendo qualcosa, senz'altro si può fare di più. È una storia di rinascita e resilienza, la sua come lo è quella di tante persone che ogni giorno affrontano sfide difficili come quelle causate dalla malattia. È infatti in occasione della presentazione del libro US2 Sanità di Eccellenze che hanno raccontato le loro vite testimonial d'eccezione curati dall'azienda sanitaria della Marca. Mettere appunto l'accento sulla prevenzione. Io in questo ospedale sono stata accolta, sono stata, come dicevo prima, tranquillizzata anche perché ero molto spaventata. Sono caduta veramente per tante settimane, ho camminato con accanto una persona al mio fianco, era la paura, ma una paura sorda. Ti aggrappi quindi a qualsiasi frase che un medico può dirti, quindi mi sono aggrappata alla speranza che loro mi davano, a quelle frasi positive. La mia esperienza è stata positiva perché altrimenti non sarei qua. A raccontare la loro storia ognuno con un'esperienza medica differente anche il ministro Carlo Nordio, Ottavia Piccolo, Aldo Serena, Fabio Ongaro, Paolo Fassa, l'influencer Nicola Canal, Luca Cracco. Un abbraccio di un'infermiera coi bambini che lei stessa ha aiutato a guarire, la copertina del libro. È una squadra dell'US2 che ha come principio fondamentale, a cui noi crediamo tutti, che è quello dell'umanizzazione. Non a caso il nostro libro parte con un abbraccio, perché l'abbraccio è il senso veramente del prendersi cura della persona. Direttore generale dell'ULSS Treviso, Francesco Benazzi, e vediamo adesso i titoli del Corriere Veneto Online. Venezia sotto piazza San Marco, trovati i resti di un castello medievale. Un ragazzo di 15 anni rapinato in centro a Treviso questa mattina è stato costretto a dare
il suo piumino a un bullo. Sanità a Padova, mancano infermieri, in sala operatoria vanno gli OS. Per la sicurezza abbiamo visto il sindaco di Treviso andare a Roma dal ministro Piantedosi per avere più uomini e telecamere, e poi addio schie, i cefali invadono i canali di Venezia, acqua più calda, cambiano i pesci. Restiamo a Venezia, al Lido di Venezia, perché non ci sono ancora notizie confortanti per Alberto Trentini, un cooperante veneziano che è stato arrestato in Venezuela e che poi è letteralmente sparito, non se ne sa più nulla. Sono trascorsi più di 69 giorni e oltre 1650 ore di carcere per Alberto Trentini, e oggi, per chiedere ancora con forza la liberazione al più presto del cooperante veneziano originario del Lido di Venezia, arrestato in Venezuela dal 15 novembre scorso mentre stava partecipando a una missione umanitaria, gli amici hanno aggiornato questo triste conteggio e il loro appello nella petizione che ha già quasi raggiunto le 39.000 firme. Anche se con grande riservo, i canali della diplomazia sono al lavoro per arrivare al più presto a una soluzione. Oggi si è mossa anche l'Eurocamera con un emendamento trasversale presentato dai leghisti Roberto Vannacci, Silvia Sardone e Susanna Ceccardi, che ha ricevuto l'approvazione bipartisan di tutte le delegazioni italiane. La mobilitazione per Alberto Trentini dal Lido ha raggiunto anche tutte le isole dell'estuario, oltre ovviamente all'Italia e all'Europa. Le parole del delegato alle isole. Un nostro connazionale, Alberto Trentini, è detenuto in Venezuela da più di 2 mesi. Non si hanno più notizie. Quello che ci auguriamo è che le istituzioni europee e le istituzioni venezuelane trovino una soluzione. Alberto stava facendo il proprio lavoro, e cioè aiutare le persone deboli, chi veramente ne aveva bisogno in Venezuela, quindi non ha nessuna colpa. Proprio al Lido di Venezia in questi giorni c'è stato anche un momento di preghiera in chiesa Sant'Antonio. Sono andato anch'io personalmente, a nome del Comune di Venezia ci auguriamo che Alberto torni presto a casa. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è in Veneto, oggi farà una puntata a Marghera, è stata in Comelico nel Bellunese, e poi girerà altre zone del Veneto e quindi la intercetteremo, avremo sicuramente qualche sua dichiarazione nei telegiornali di questa sera, a meno che non si riesca a fare un collegamento adesso dal petrolchimico. Intanto le fiamme gialle del comando provinciale di Treviso hanno scoperto una frode fiscale nel settore edile realizzata con l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per circa 12,6 milioni di euro, nonché attraverso l'indebita compensazione di ingenti crediti IVA fittizi pari ad oltre 2,5 milioni di euro. I 4 amministratori delle 2 società coinvolte sono stati denunciati per reati tributari in concorso con un commercialista di Venezia. Le contestazioni fiscali mosse dai finanzieri e i conseguenti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate hanno consentito di ottenere la restituzione delle imposte evase con sanzioni e interessi per 3,8 milioni di euro. Arrestato all'aeroporto un sudcoreano atterrato a Tessera con 6,5 kg di eroina nei bagagli. Lo stupefacente era nascosto dentro a delle merendine perfettamente confezionate. È atterrato all'aeroporto Marco Polo di Tessera con 2 valigie nelle quali erano nascosti 6,5 kg di eroina confezionati come snack per bambini. Assieme ai militari della Guardia di Finanza, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno fermato un sudcoreano anziano ed insospettabile appena arrivato dal Laos che, approfittando del notevole flusso di turisti, evidentemente sperava di evitare i controlli confondendosi con i tanti viaggiatori presenti in sala arrivi. Una mirata e meticolosa attività di analisi lo aveva in realtà già individuato come viaggiatore cosiddetto a rischio. Durante il controllo dei documenti, le risposte evasive sullo scopo e la durata della sua permanenza a Venezia hanno indotto ad un'ispezione più approfondita dei bagagli, permettendo di scoprire lo stupefacente perfettamente sigillato all'interno di dolciumi vari. L'eroina è stata sequestrata, mentre per il passeggero si sono aperte le porte della casa circondariale veneziana.
Il servizio di Filippo Fois. Adesso andiamo a Monselice, dove c'è stato un macabro ritrovamento questa mattina davanti ad un ingresso del comune, dove qualcuno ha abbandonato una testa di cinghiale, chiaramente un messaggio mafioso. Questa mattina l'addetto della FESA che svuota i cestini è andato come al solito nel suo lavoro a svuotare il cestino che è di fronte all'accesso secondario dell'anagrafe su via Tordorini, e ha visto questa scena, insomma, quindi una testa di cinghiale con 4 zampe depositate davanti alla porta. L'addetto ha subito avvisato il settore ambiente, le forze dell'ordine, la sindaca Giorgia Bedin. La testa di cinghiale mozzata era posizionata davanti all'ingresso secondario del municipio di Monselice, dove si accede all'ufficio anagrafe e poi a quello della sindaca. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, che hanno già visionato le telecamere di videosorveglianza che immortalano l'autore del vile gesto in azione con il favore del buio. Abbiamo già individuato il soggetto che compie quest'atto, nel senso che non abbiamo ancora esattamente chi sia, però abbiamo visto tutto. Abbiamo individuato anche l'auto con cui si è avvicinato, che è un'utilitaria, e sono in corso, insomma, gli ulteriori esami della videosorveglianza per riuscire a individuare anche la targa e quindi il responsabile. Insomma, il responsabile potrebbe avere le ore contate. Il messaggio che lancia la sindaca Giorgia Bedin è chiaro. Se l'intento era di farti preoccupare, non siamo minimamente preoccupati. Una storia terribile che arriva dall'Alto Adige a Brunico. Un bambino di 3 anni finisce in ospedale ricoperto di lividi, muore dopo 3 giorni di agonia. Il genitore è stato indagato per omicidio. Abbiamo sentito prima i furti, la raffica di furti nel quartiere Sant'Eusebio di Bassano del Grappa. Noi stiamo proprio man mano andando nei quartieri della città per sentire quali sono i problemi, oltre ai furti ovviamente. Sentiamo il presidente del quartiere, Cesare Pace. Credo che, siccome in tutti i programmi di tutte le compagini elettorali che si sono presentate da quando io ho memoria, si dà sempre un grande ruolo ai cittadini e ai quartieri. Poi, quando diciamo è passata la festa, come dire, la nebbia è sopravvento sul sole pieno, per cui si fanno i lavori, non si dice niente e si fa anche fatica ad avere a volte un colloquio. A parlare il presidente di quartiere Sant'Eusebio, incontrato durante il nostro viaggio tra i quartieri bassanesi per cercare di capire cosa chiedono i rioni cittadini. Quello che lamenta Pace è la carenza di dialogo tra Palazzo Municipale e residenti. Abbiamo mandato una richiesta di incontro all'ex assessore ai lavori pubblici ancora i primi di ottobre dell'anno scorso, poi abbiamo mandato un sollecito, alla fine anno non abbiamo avuto nessun riscontro, poi quest'anno abbiamo mandato ancora un paio di mail anche al nuovo assessore e abbiamo fissato un incontro per il 7 di febbraio. Ecco, quali sono le richieste che voi avanzate al Comune nello specifico? La più importante, che sta per essere risolta, è quella della messa in sicurezza della idrogeologica del quartiere, che veniva allagato a seguito di piogge insistenti. La seconda cosa che si trascina credo da un decennio ed oltre è la messa in sicurezza di via Campesana. È un rettilineo, una pista di accelerazione. E siccome abbiamo avuto un paio di incidenti, 3, credo che prima che scappi il morto forse è il caso che qualcuno ci metta mano. Insomma, una cosa importante a cui noi teniamo molto è il sentiero del Brenta. C'è una zona dell'ex depuratore a ridosso del Brenta recintata, che è una eccellente zona per area verde. Credo che la città debba essere contenta di avere uno spazio verde in aggiunta a quelli che ci sono. E andiamo a Verona, perché oggi in Piazza dei Signori Coldiretti Veneto, con centinaia di agricoltori, ha lanciato l'allarme sui ritardi nell'assegnazione delle risorse per le polizze agricole, fondamentali per proteggere le aziende da rischi climatici ed economici. I consorzi di difesa del Veneto svolgono un ruolo strategico, ma i ritardi nei contributi pubblici e l'aumento dei costi assicurativi stanno mettendo a dura prova il sistema, ha spiegato Carlo Salvan, presidente regionale. Contributi per oltre 80 milioni di euro sono ancora in sospeso e il mancato avvio del piano di gestione del rischio 2024 blocca l'iter per il 2025.
Nel 2024 l'unità di crisi della Regione del Veneto si è occupata di 71 crisi aziendali per un totale di 14.000 lavoratori. A fare il punto ieri è stata l'assessore regionale al lavoro Valeria Mantovan. Le nostre eccellenze vanno preservate, la maggior parte è fatta di piccole e medie imprese che in momenti di di profondi cambiamenti devono avere anche il supporto delle istituzioni. Dalla sua fondazione nel 2012 ad oggi l'unità di crisi della Regione Veneto ha gestito 350 tavoli di trattativa con il coinvolgimento diretto di circa 61.000 lavoratori. Subentrata ad Elena Donazzan nel settembre dell'anno scorso, il nuovo assessore regionale al lavoro, Valeria Mantovan, traccia un bilancio dell'attività nel 2024. Sono stati gestiti 71 tavoli di crisi complesse per oltre 14.000 lavoratori ed oggi, al termine di questo anno e quindi per il 2025, ci approntiamo ad affrontare i 43 tavoli che sono effettivamente rimasti aperti, che richiederanno chiaramente la prosecuzione del nostro impegno in questo senso. I comparti che hanno presentato più casi di crisi aziendali nel 2024 sono metalmeccanico, logistica, tessile e alimentare. Quest'anno gli osservati speciali sono soprattutto due settori. Abbiamo proprio per questo fatto due tavoli settoriali, uno legato all'automotive e uno legato alla moda, che vedranno a breve la convocazione di ulteriori tavoli più tecnici, e però mi sento anche di dire che si parla del metalmeccanico che in qualche modo cresce nella richiesta di intervento da parte della Regione, anche un po' per cultura sindacale, perché sono molto più abituati a richiedere il nostro intervento in questo senso. Quello odierno è un mondo attraversato da un'evoluzione economica continua legata a dinamiche internazionali o allo sviluppo di nuove tecnologie in grado di cambiare rapidamente gli scenari e in cui la gestione delle crisi aziendali anche in Veneto può doversi confrontare con grossi gruppi multinazionali dall'enorme fatturato. In questi casi pubblicizzare la crisi può rivelarsi la scelta vincente. Spesso mettere in campo il rischio di una reputazione, un attacco alla reputazione è un elemento che ha giocato in passato. Carenze di personale alla sede INAIL di Padova e tempi aumentati in modo esponenziale per il riconoscimento delle malattie professionali, e la denuncia arriva dai sindacati. INAIL è in carenza di medici, non abbiamo medicina di base, mancano infermieri, mancano dottori negli ospedali. Questa è una situazione ormai davvero insostenibile. Noi riteniamo opportuno e non più rinviabile convocare un tavolo con le organizzazioni sindacali, le parti sociali. È chiaro il messaggio che arriva dai sindacati uniti: serve un tavolo per rilanciare la sanità pubblica e in particolare serve colmare le carenze di personale, medici e infermieri nella sede INAIL di Padova, dove si sono allungati in modo esponenziale i tempi di attesa per le visite sugli infortuni nei luoghi di lavoro o le malattie professionali. Ravvisiamo un allungamento delle tempistiche di riconoscimento dal punto di vista dell'INAIL nell'ultimo anno, a partire da oggi, di circa 6-7 mesi rispetto all'ordinario. Pertanto noi ci ritroviamo ad assistere persone che per quasi un anno aspettano il riconoscimento di un diritto dal punto di vista dell'istituto. E noi più che denunciare diciamo: ma perché questo succede? Perché non è stata fatta un'adeguata programmazione prima che prevedesse che cosa? Che questi servizi, se non vengono garantiti, ci saranno delle persone che non possono avere in tempo asseverata la propria malattia professionale e a cascata in tempo poter porre ripadi, e in alcuni casi devono adire le vie legali per poter avere contezza dei propri diritti. L'emergenza abitativa, che a volte diventa disperazione abitativa, secondo Silvia Dall'Uomo, presidente degli agenti immobiliari di Ascom Padova, dopo che la sua agenzia è stata letteralmente sommersa da centinaia di telefonate per un appartamento in affitto a Limena. 193 telefonate, tutto in pochissimo tempo. È bastato pubblicare l'annuncio di un appartamento in affitto a Limena a 600 euro al mese su un sito specializzato che l'agenzia di Silvia Dell'Uomo è stata letteralmente presa d'assalto. Un segnale forte di quanto sia impossibile trovare casa a Padova. Squillavano tutti i telefoni dei colleghi dell'ufficio. Perché? Perché questa è la spia, l'ennesima prova che nella città di Padova stiamo vivendo un grave disagio abitativo.
che è dovuto al fatto di mancanza di alloggi in affitto, e quindi appena esce un annuncio la gente si precipita a chiamare. Tanta la disperazione che qualcuno ha provato il gioco al rialzo sul prezzo dell'affitto o addirittura tentare di raddoppiare le commissioni per l'agenzia. Questo perché da anni noi denunciamo un'emergenza abitativa che ormai è diventata disperazione abitativa. È difficile comprare, è impossibile affittare. Una città come Padova è una città d'arte, una città universitaria e un polo ospedaliero. La richiesta è tanta, molti affitti sono finiti nel percorso turistico e quindi sono stati tolti da un residenziale normale. Di conseguenza affitti non se ne trovano né in città né in periferia né nei comuni limitrofi. Una situazione esplosiva di cui la collettività deve farsi carico, con garanzie per gli inquilini ma anche per i proprietari degli immobili. E bisogna fare in modo che i proprietari siano anche sicuri che se incappano nell'inquilino sbagliato possano mandarlo via in tempi ragionevoli e senza spese. Il nodo della giustizia in questo è cruciale. Questo è il problema. Se qualcuno vuole affittare un appartamento teme sempre che questo appartamento poi venga occupato da persone che non pagano gli affitti e restano, e che poi è molto difficile allontanare. Il processo ai tamponi rapidi in Veneto, assolti perché il fatto non sussiste. Il dottor Roberto Rigoli e la dottoressa Patrizia Simeonato, che oggi è la direttrice generale dell'ULSS 8 Berica, erano stati accusati di concorso in falso ideologico e turbativa d'asta. È stata accolta l'istanza delle difese. Il processo si chiude così in anticipo. Assolti perché il fatto non sussiste e a processo ancora in corso la parola fine sulla vicenda tamponi rapidi che aveva segnato il Veneto nei mesi più bui della pandemia da Covid-19 arriva in anticipo da un'aula del Tribunale di Padova. Il giudice ha assolto il dottor Roberto Rigoli e la dottoressa Patrizia Simeonato, all'epoca dei fatti rispettivamente coordinatore delle microbiologie del Veneto e direttrice generale di Azienda Zero. I due erano accusati in concorso di falso ideologico e turbativa d'asta, soddisfatti illegale di Rigoli e Simeonato. Il dottor Rigoli è innocente, è risultato in maniera assolutamente evidente. Non è stato nemmeno necessario finire il processo. Erano stati ascoltati soltanto una parte dei testimoni che avrebbero dovuto dimostrare la responsabilità del dottor Rigoli. Ecco cosa è accaduto. L'articolo 129 del Codice di procedura penale prevede che il giudice possa pronunciare immediata sentenza di assoluzione quando, a processo ancora in corso, risulta evidente in modo assoluto l'innocenza dell'imputato. Si è acclarato che il dottor Rigoli si è comportato durante la pandemia in modo corretto ed assolutamente professionale, senza mai risparmiare le sue energie e contribuendo anche in maniera decisiva alla salute pubblica. Abbiamo quindi un sentimento di soddisfazione, ci unisce anche un sentimento di tristezza però, perché il nostro legislatore ha fatto molti sforzi per fare sì che vadano a processi soltanto i procedimenti che lo meritano, ed invece qui è andato a processo una contestazione che era destituita di ogni fondamento in fatto ed anche scientifica. L'indagine era partita dopo un esposto che contestava la validazione scientifica dei tamponi rapidi acquistati dalla Regione Veneto, dalla casa farmaceutica Abbott e utilizzati per il tracciamento dei contatti e delle positività durante la seconda ondata della pandemia. La difesa del dottor Rigoli ha sempre sostenuto che non spettava a lui una ricerca scientifica, visto che i tamponi avevano già il marchio CE. Il dottor Rigoli, presente in tribunale a Padova, ha accolto con sollievo la sentenza. Il dottor Rigoli ha dovuto subire, e la sua famiglia, un processo mediatico che ha causato importanti sofferenze. Questo non potrà mai essergli restituito. Una clamorosa rapina a Verona, è stimato in 800.000 euro il bottino compiuto ieri sera alla gioielleria Grielli a Santa Maria di Zevio. Quindi siamo in provincia di Verona, lo confermano i carabinieri. Gli investigatori hanno già ritrovato l'auto utilizzata dai banditi, che è una Fiat Doblò rubata. 5 erano i banditi armati di pistole e fucili e con i volti coperti dai passamontagna. Poco prima dell'ora di chiusura hanno fatto irruzione nel negozio, dove si trovavano anche 3 clienti e sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare gioielli preziosi e orologi. Il figlio della titolare ha reagito ed è stato ferito alla testa.
Ha preso formalmente il via il processo per l'omicidio di Margherita Ceschin a Conegliano. In aula 2 dei 5 imputati. I difensori puntano alla illegittimità dell'uso a titolo di prove di chat e intercettazioni. La fase iniziale del processo, quindi abbiamo svolto le nostre questioni di carattere preliminare, che sono molto delicate, molto tecniche e sicuramente molto combattute, perché dalla risoluzione di queste ne discenderà sicuramente un esito piuttosto che un altro del processo. Avvio formale del dibattimento per la morte di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa il 23 giugno di 2 anni fa a Conegliano da una banda, questo l'impianto accusatorio della Procura di Treviso, assoldata dall'ex marito Enzo Lorenzon, imputato per omicidio volontario aggravato insieme ad altri 4 complici. In aula José Matteo Garcia, considerato uno degli esecutori materiali del delitto, insieme a Sergio Lorenzo, invece assente. Presente Candy Rodriguez, che avrebbe fatto da mediatrice nel reperimento dei killer, così come Juan Maria Guzman. Le eccezioni dei difensori puntano principalmente sull'illegittimità dell'uso di chat e intercettazioni ai fini probatori. Ma le intercettazioni hanno costituito in questo processo non soltanto la prova principale, probabilmente l'unica prova di questo processo. E peraltro, al di là della legittimità dei decreti che hanno portato all'acquisizione delle intercettazioni, un processo che si basa esclusivamente o quasi esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche ambientali è un processo dove la valutazione da parte del giudice deve essere ancora più attenta proprio per la interpretazione che le comunicazioni determinano. Come cambierebbe la posizione dei suoi assistiti se le intercettazioni dovessero non essere acquisiti? Radicalmente, e non lo diciamo noi, l'ha detto sostanzialmente anche la Suprema Corte di Cassazione, che quando ha dovuto valutare il fatto prescindendo dall'aspetto tecnico ha detto che era impossibile identificare dei ruoli ben precisi di tutti gli imputati, tanto da annullare per vizio motivazionale l'ordinanza cautelare originaria. Domenica rientrerà in Italia il 6° componente del gruppo, Joel Lorenzo, per lui un procedimento a parte. Per i 5 imputati per cui si è aperto il processo, udienza rinviata al 20 febbraio, quando si inizierà a entrare nel merito del delitto, di cui Lorenzon, 81enne, sarebbe stato il mandante perché stanco di pagare l'assegno di mantenimento dell'ex moglie. I difensori sono determinati a giocare tutte le carte a disposizione. Come vi aspettate proseguo? Combattuto. Avvocato Fabio Crea al microfono di Lina Paronetto. Vediamo i titoli dell'Arena di Verona, il quotidiano di Verona. Rapina a mano armata in gioielleria, Santa Maria di Zevio, ritrovata l'auto usata per il colpo da 800.000 euro, vi abbiamo dato la notizia poco fa. E poi camion finisce in un canale a Zevio, l'autista salvato, materiale di scarto però in un terreno agricolo. E la ministra del Turismo Santanchè alla inaugurazione di Motorbike Expo a Verona Fiere, e lei che dice rispetto alla richiesta di dimissioni da parte delle opposizioni in seguito al suo rinvio a giudizio, nessuno mi ha chiesto un passo indietro. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi avremo ospite in studio Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico in Regione per la Lega. Tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, grazie e benvenuto all'assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto, Roberto Marcato. Grazie molte, assessore. Allora, un titolo che ci dà la possibilità di spaziare sul Veneto del 2025, un Veneto tra tensioni politiche e crisi aziendali, tantissimi tavoli aperti, abbiamo parlato ieri con Valeria Mantovani, e poi ovviamente alle viste ci sono le elezioni regionali del 2025. Sì, e sono come dire, due crisi che in qualche modo si toccano. Sì. Allora, quella politica che dovrebbe vedere, usiamo il condizionale, un'alleanza di centrodestra per a ottobre per le prossime regionali, oggi è quantomeno congelata in attesa che venga determinato il candidato o la candidata alla presidenza,
Ecco, su questo insomma, siamo riusciti a portare la nave della Liga Veneta in acque sicure in porto, perché insomma, c'era bisogno di ricentrare l'agenda politica. E quindi insomma il fatto che si sia detto in maniera chiara e netta che il candidato deve essere della Lega, pena addirittura lo spaccarsi dall'alleanza, insomma, è un tema politico importante ed è un risultato altrettanto importante. Su questo adesso, come dire, questo è un lavoro che è stato fatto. Adesso il passo successivo è quello di portare la Lega in acque sicure. C'è un congresso federale e in quel congresso federale dovranno essere affrontati molti temi, soprattutto identitari, perché, come ho già avuto modo di dire negli ultimi 2 o 3 anni, l'ho urlato a squarciagola ovunque, il motivo per cui noi abbiamo perso consenso in maniera assolutamente significativa e mi permetto di aggiungere anche dolorosa, è perché noi abbiamo offuscato la nostra identità. Il nostro elettore a un certo punto non ci ha più riconosciuto e quindi noi dobbiamo ritornare ad essere interlocutore principale del nostro territorio, per cui dobbiamo tornare a parlare alle piccole e micro partite IVA, all'artigiano, all'autonomo, che oggi sta vivendo un momento di tensione economica importante. Dobbiamo parlare una lingua comune e dobbiamo dare una prospettiva di crescita attraverso ricette territoriali importanti. Dobbiamo ritornare ad avere un'identità politica forte. Il tema dell'autonomia deve trovare, come è successo nell'ultimo periodo, assolutamente uno spazio adeguato. Dobbiamo parlare anche di sociale, di sicurezza, non solo sicurezza territoriale, ma anche sicurezza sociale. Siamo un paese che invecchia, dobbiamo avere una visione di sviluppo sostenibile. Insomma, la Lega deve riappropriarsi dei propri temi, ovviamente con una prospettiva contingente che guardi al futuro. Io non sono per le operazioni nostalgia, non fanno parte del mio DNA, però insomma ritrovare i nostri valori assolutamente sì, e il Congresso federale è il luogo deputato per questo. Quindi sono felice di aver costretto, tra virgolette, il partito a riposizionarsi su il partito in Veneto, su alcune linee strategiche e tattiche. Adesso il passo successivo è quello della Lega nazionale. Ecco, il Congresso federale, a suo giudizio, potrebbe vedere un'inversione di rotta, mettere in discussione la segreteria di Salvini. Che cosa può succedere? Guardi, io sono convinto che uno dei motivi per cui c'è questa disaffezione nei confronti della politica è che nell'ultimo ventennio noi abbiamo avuto una politica assolutamente lideristica. Cioè tutto è sulla figura del leader. E purtroppo ci siamo preoccupati meno, tutti, destra e sinistra, dei temi veri, che poi sono la quotidianità del nostro elettorato. Per cui le dico molto francamente, se il partito avrà la forza e il coraggio di mettere in campo alcune linee programmatiche chiare, per me Salvini, se sposa questa linea, può rimanere segretario a vita. Per me non è un problema. Io con Matteo ho una conoscenza, una frequentazione ormai che va in là nel tempo, so quali sono i suoi pregi, so quali sono i suoi difetti, ha avuto una passione e una capacità di fare il segretario che francamente non ho visto in altri esponenti politici, per cui per me può rimanere a fare il segretario per i prossimi 40 anni. Ma la precondizione necessaria è che ci sia la questione del Nord. Non è un tema su cui possiamo discutere, la questione del Nord è un tema vitale per il nostro partito e non è in contrapposizione alla visione nazionalistica del partito, perché se la Lega, come ho già avuto modo di dire, è la sommatoria delle leghe regionali e le leghe regionali sono il detonatore delle tipicità, delle capacità dei territori, va benissimo. Se invece la Lega
come in qualche momento si è vista, nazionale, diventa un partito a trazione centro-meridionale, no, non va bene, perché, ripeto, esiste una questione meridionale, sì, ma esiste una questione settentrionale altrettanto importante, non fosse altro che senza la trazione del nord, questo partito muore domani mattina, porta i libri in tribunale. E allora salvaguardare le economie, le capacità di regioni come le nostre diventa vitale non solo per il partito, ma diventa vitale per il Paese stesso. E quindi su questo bisogna fare un ragionamento molto profondo. Ecco, sempre in vista delle regionali, ieri il vice segretario Stefani qui a Focus TG ha detto squadra che vince non si cambia, e poi ha annunciato l'inizio di una campagna proprio con la raccolta delle firme, con i gazebo, proprio per avvicinare, sentire il polso dei cittadini ed avvicinarli. Sulla compattezza della Lega ormai non si discute in vista del voto, rimane così in sospeso la decisione della Corte sul terzo mandato, quindi le alternative sono o il Presidente Zaia, che può fare un altro mandato e restare Presidente in Regione e ricandidarsi, oppure un uomo della Lega sostenuto da Zaia che potrebbe candidarsi. L'appoggio esterno del Presidente Zaia di un candidato, si sono fatti tanti nomi e tra questi anche il suo, importante, può essere equivalente a una candidatura dello stesso Zaia, che ovviamente avrebbe un risultato plebiscitario dato il consenso di cui allora, che il candidato sia Zaia non è la stessa cosa che il candidato sia un altro sostenuto da Zaia. Purtroppo il consenso sarebbe bello poterlo trasferire, ma non è così. Non è così per mille motivi che sono anche comprensibili. Però sono profondamente convinto che una lista Zaia, con capolista Zaia, però candidato Zaia, non una lista Zaia, certo, e Zaia rimane a guardare. No, una lista Zaia con capolista Zaia sarebbe un traino straordinario per tutta la coalizione, per l'alleanza, per il candidato o la candidata della Lega. Non avrebbe l'impatto che avrebbe la candidatura del Presidente, ma avrebbe un impatto, a mio avviso, importante. Il tema politico è che io sono convinto che la Meloni non ce lo lasci fare. Qualora, perché l'ipotesi, diciamo, oggi sul tavolo, quella più plausibile, è che alla fine si vada con un centrodestra compatto e la candidatura di un leghista. Se si dovesse arrivare a questo, immaginare che nella trattativa ci possa essere anche la lista Zaia, la vedo francamente dura, ma non tanto perché la segreteria nazionale non sarebbe d'accordo, perché lei sa cosa penso io delle segreterie nazionali in merito alle decisioni locali, le vedo solo come ingerenti, ma perché i candidati e i rappresentanti di Fratelli d'Italia qui non la vorrebbero, perché diventerebbe una compressione rispetto alla possibilità che avrebbero loro di un risultato finale. Quindi la vedo un po' dura questa. Però noi sul tavolo dobbiamo mettere assolutamente anche questo. Cioè, l'obiettivo è, primo di tutto, terzo mandato. Non c'è, ok, candidato della Lega e con la lista Zaia. Dobbiamo andare convinti con questa richiesta e lottare fino alla fine, disposti anche a rompere, come ho avuto modo di dire un anno fa. Insomma, bisogna avere questa capacità. D'altronde, se sei convinto delle tue idee e le porti avanti fino alla fine, assumendoti la responsabilità di un esito. Ecco, tra le ipotesi che sono state fatte c'è quella di praticamente lasciare a Fratelli d'Italia la Lombardia e alla Lega il Veneto, perché Salvini probabilmente in caso contrario avrebbe il timore di perdere consenso nel Veneto, no? se il Veneto non dovesse andare alla Lega. Guardi, allora, oggi c'è un tema Veneto perché noi l'abbiamo posto e i lombardi devono fare altrettanto. Cioè, io lo so che lo schema è sempre quello nazionale, ma io da autonomista impenitente
a tratti indipendentista, se non secessionista, faccio fatica a immaginare che ci possa essere una cabina di regia nazionale. I popoli devono essere in grado di non possono autodeterminarsi, perché sappiamo in questo paese qua è impossibile, ma almeno decidere del proprio destino, che credo di sì. Per cui i lombardi dovranno anche loro porre la questione lombarda, i leghisti lombardi. Cioè io capisco nella logica nazionale e anche nella logica di Fratelli d'Italia, capisco perfettamente che loro chiedano il Veneto, la Lombardia, ci mancherebbe, con il consenso che hanno dimostrato in 2 tornate elettorali importantissime, le nazionali e le europee. Sarebbe davvero suggestivo che non lo pensassero. Ma per noi è una questione di vita o di morte, per cui noi la poniamo. E i lombardi la porranno, se la porranno con altrettanta passione come abbiamo fatto noi, non è detto che si possa avere sia il Veneto che la Lombardia. Ecco, Carlo Calenda in un'intervista al Corriere ha detto, ma insomma a me piace molto questa Lega moderata di Zaia e ha detto non escludo che Azione possa, diciamo, far parte cioè candidarsi assieme alla Lega. Lei come vedrebbe questa? Guardi, allora, io ho avuto modo di conoscere e di lavorare con Calenda quando era ministro del governo Renzi, avendo come dire, essendo io il suo omologo regionale. Devo dire che io ho conosciuto una persona molto pratica, molto alla mano, con una visione anche dell'economia, della finanza, del territorio strutturata, perché insomma è una persona con cui si parla a viso aperto. Le cose che dice in termini economici, finanziari, non sono lontane da quelle che diciamo noi, per cui io da veneto e venetista sono dell'avviso che chiunque condivida una visione di gestione dello Stato è ben accetto. Cioè quindi non esclude che ma assolutamente no, per quale motivo? Poi è una persona per bene, lui come io ho amici che sono in quel partito, che sono persone con cui condivido l'amicizia da secoli, per cui insomma Ecco, Assessore, venendo un po' all'economia e insomma all'impegno che lei di cui ha dato prova in questi anni proprio a tutela del territorio con le zone speciali e molto altro ancora. Abbiamo detto tante crisi aziendali, purtroppo molto ricorso alla cassa integrazione e poi finora la minaccia di Donald Trump, anche ieri da Davos in Svizzera al World Economic Forum ha detto venite a produrre qui, se no io vi metto i dazi. Ecco, cioè è sembrato quasi un ricatto, sia pure con i toni di Trump che ben conosciamo, no? Io su questo l'idea è chiara, cioè noi negli ultimi anni abbiamo, noi Europa e in particolar modo anche l'Italia, abbiamo ragionato di uno sviluppo sperando che gli altri non reagissero. Cioè, e continuiamo a farlo, cioè noi immaginiamo lo sviluppo lo sviluppo economico e anche sociale della nostra Europa sperando che la Cina non ci invada con i propri prodotti, che l'America non ci metta i dazi, che la Russia non abbia problemi con l'Ucraina. Cioè noi immaginiamo un mondo ideale, no? Il mondo di Pollyanna, dove tutto è bello, tutto con questo ottimismo, ma il mondo non funziona così. Allora, il tema vero qual è? Che Trump fa l'americano, l'Europa non fa l'Europa. Il tema vero è questo, cioè noi non possiamo immaginare uno sviluppo economico dell'Europa sperando che Trump non metta i dazi. Intanto tu fai i compiti a casa. Domanda, l'Italia ha un piano industriale di sviluppo? No. L'Europa ha un piano industriale e c'è una visione industriale dell'Europa? No. C'è condivisione dei paesi appartenenti all'Europa di uno sviluppo sostenibile per i prossimi 30 anni? No. E allora, tu come ti presenti al tavolo mondiale a trattare se non hai strumenti che ti consentano di trattare alla pari? Cioè, allora, noi stiamo là e diciamo no, però tu Trump dovresti. Ma Trump fa Trump. Fatti gli affari tuoi, intanto tu pensa al tuo sviluppo economico.
Stiamo qua, abbiamo un'Europa dove in Germania si paga un terzo in meno di costo energetico, in Francia 50% in meno rispetto all'Italia, e ci preoccupiamo dei dazi. Abbiamo già i dazi noi, fra paese e paese. Allora, domanda, abbiamo un piano energetico in Italia? No. E tutti a dire, ma paghiamo troppo l'energia. E fa un piano energetico. Cioè noi, invece di preoccuparci di quello che dovremmo fare noi, ci preoccupiamo di quello che fanno gli altri. Ma la Cina va avanti a prescindere, fa delle macchine oggi, full optional, che hanno tutto e sono anche esteticamente belle, elettriche, a 20.000 euro, ma questi ci mangiano vivi. Cioè, Trump è arrivato, lui ha fatto un discorso condivisibile o meno, ma ha tracciato la linea programmatica per i prossimi 20 anni dell'America. E noi stiamo qua a dire no, sei cattivo, ci metti i dazi. Aspettiamo. Guardi, ha fatto secondo me un quadro molto fedele. In realtà è un'Europa così inerme, disorientata, così anche in Italia con la solita la fiducia nello stellone, no? nella fortuna di questo paese. Sempre funziona. Poi alla fine ci si ritrova magari in braghe di tela. Allora dobbiamo andare in pubblicità, 2 minuti, state con noi, torniamo subito con Roberto Marcato, tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, andiamo subito in collegamento con Anna De Roberto da Piazza dei Signori a Treviso, perché un quindicenne è stato aggredito e derubato del giubbotto. A te Anna. Sì, eccoci direttore, buongiorno. Allora da Villorba in realtà adesso ci siamo spostati in Viale Cadorna, tra Viale Cadorna e Corso del Popolo, siamo sempre con Simone Merlo, perché questo è proprio il posto dove i ragazzi a quest'ora prendono l'autobus, escono dalle scuole, stanno qui, li stiamo vedendo, stanno qui ad attendere l'autobus. Proprio qui in Corso del Popolo mercoledì un ragazzo è stato accerchiato da un gruppo di coetanei che gli hanno intimato di consegnargli il giubbotto. Il giubbotto era un giubbotto di marca, circa 200 euro il valore. Vedi direttore, qui passano gli autobus, la fermata è proprio quella dalla quale adesso sono appena scese delle persone. Il ragazzo stava attendendo l'autobus, è stato accerchiato, abbiamo raccolto qualche testimonianza qui prima del collegamento e qualche ragazzo non ha assistito alla scena ma ha ascoltato i racconti di suoi amici che gli hanno riportato quanto accaduto. Quindi la notizia è assolutamente confermata, la denuncia poi è stata depositata presso il comando dei carabinieri di Silea. Il ragazzo ha dovuto, suo malgrado, togliersi la giacca e darla a questo gruppo di ragazzini. Il ragazzo ha 15 anni e i rapinatori sono proprio baby rapinatori, quindi sarebbero proprio suoi coetanei. Quello che abbiamo raccolto qui lungo Corso del Popolo, ma insomma in tutto il centro storico di Treviso, è la conferma di una situazione. Qui a Treviso sta capitando molto spesso che i ragazzi che stanno aspettando l'autobus vengano avvicinati da altri ragazzi che chiedono dei soldi, chiedono il cellulare, chiedono addirittura in questo caso il giubbotto, perché è un giubbotto di marca. Non abbiamo nazionalità da darvi, nel senso che non sappiamo se si tratti di ragazzi magari immigrati di seconda generazione o ragazzi italiani. Quello che però vi possiamo confermare con certezza è che pare che sia un fenomeno diffuso. I ragazzi ci hanno confermato che sovente vengono avvicinati, che vengono chiesti loro dei soldi, addirittura qualche ragazza ci dice di non sentirsi così sicura. E stiamo parlando del centro storico di Treviso, perché qui siamo in Corso del Popolo. E l'orario è esattamente questo, cioè l'ora di pranzo, l'ora in cui i ragazzi escono da scuola e vanno a casa. Tante le testimonianze che abbiamo raccolto, il ragazzo vittima della rapina ha 15 anni e la denuncia è stata depositata, è accaduto mercoledì esattamente a quest'ora. Molte grazie Anna De Roberto con Simone Merlo dal centro di Treviso. Direi che potremmo chiudere su questo, Assessore, perché c'è stato anche uno scontro tra il Ministro Nordio e il Sindaco Conte, no? Sulla sicurezza. Sì, mi viene nervoso quando vedo queste cose, a parte il fatto che questo gruppo di ragazzi, vabbè, finché è una minaccia così, poi quando vanno oltre, anche il fatto che sei minorenne per me perdi quella capacità e diventi maggiorenne subito. Però qui andrei dalle famiglie, perché insomma a un certo punto si possono identificare, vado dalle famiglie che dico
ci pensate voi o ci penso io Stato? Perché cioè, o le famiglie capiscono che hanno un problema con un figlio coglione, no, o lo capiscono e quindi intervengono. Intanto le famiglie comprano un giubbotto a testa adesso per il ragazzo a cui l'hanno preso. Allora, o lo capiscono e intervengono loro, che sarebbe la cosa ideale, cioè che un ragazzo capisca all'interno dell'ambito familiare che ha sbagliato e quindi inizi un percorso anche educativo diverso, oppure ci deve passare lo Stato e deve essere inflessibile, perché non possiamo sottovalutarle queste baby gang. Non è immaginabile che i nostri centri storici diventino terra di nessuno, in preda a questi cretini che vanno in giro a fare del male. Non esiste. Dopodiché, ecco, su Nordio, insomma, io avrei usato altre parole, fossi stato il ministro, anche perché noi stiamo parlando del Bronx, stiamo parlando di Treviso, insomma, che sappiamo tutti che non è una città pericolosa. Non ho capito se quella di Nordio è stata una boutade politica partitica, una polemica di partito, o se sia una sua considerazione tecnica, perché allora insomma va verificato anche questo. Grazie molte all'assessore Roberto Marcato, assessore, buon lavoro, a presto, grazie tante. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, grazie ai nostri registi Francesca Pezzo, e con Francesca Pezzo c'è Tommaso Migot, e buona giornata, arrivederci.